La polizia locale di Napoli ha scoperto che è in corso un tentativo di truffa ai danni dei cittadini residenti nel comune partenopeo. È stato infatti segnalato dal Servizio Gestione e Sanzioni Amministrative che ignoti stanno producendo verbali contraffatti, depositati sui parabrezza dei veicoli in sosta, sui quali è riportato un codice IBAN di fattura e tipologia diversa da quello del Comune di Napoli. Sono in corso attività investigative per individuare i responsabili. Lo scorso 25 novembre, in una scuola secondaria di primo grado della provincia di Bologna, uno studente è intervenuto per difendere un compagno mentre veniva deriso davanti a tutti da un altro studente. Infastidito dalla presa di posizione del ragazzo, intervenuto in difesa del compagno, lo studente si è scagliato contro di lui, afferrandolo per il collo, sbattendogli la testa su un banco e prendendolo a schiaffi. Il ragazzo, che non avrebbe ancora compiuto 14 anni, è stato denunciato per lesioni personali alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna. Anche quest'anno, nelle pasticcerie milanesi che aderiscono all'associazione no profit Panettone Sospeso, si potrà lasciare un panettone in sospeso per chi non ha la possibilità di comprarlo. L'iniziativa è attiva fino al 19 dicembre. Il progetto ideato da Gloria Ceresa e Stefano Citterio ha lo scopo di raccogliere e donare panettoni a persone in stato di indigenza, emarginazione o solitudine nella città di Milano, per consentire loro di celebrare il Natale con il dolce della tradizione. Per ogni panettone lasciato in sospeso, le pasticcerie ne aggiungeranno un altro, raddoppiando così la donazione effettiva. Per chi non è residente a Milano e vuole partecipare, può fare una donazione che verrà trasformata in panettone tramite il sito www.panettonesospeso.org.